Walter Lucchetto, ormai è quasi tutto pronto, 27ª edizione del Palio dei Mezzadri. Presentiamo questa nuova edizione 2016. 3 giornate invece che 2, il venerdì sera dedicato ai giovani con un concerto di musica, ma che purtroppo per le vicissitudini del centro Italia dedicheremo con un'iniziativa 100.000 amatriciane. Chi viene acquista un piatto di pasta alla matriciana a 5 euro che verranno devoluti completamente attraverso le collaborazioni pastorali nei momenti di bisogno che ci sono in quelle terre. Sabato ci sarà il palio comunale dei bambini, molto importante, molto sentito, e poi anche la presentazione delle squadre delle contrade e l'avvio della gara del tiro alla fune. Domenica il mercatino dei Mezzadri del mattino, non poco importante, veramente molto interessante il mercatino dei Mezzadri, perché anche ci sono molti che si sono ritrovati a fare un mestiere, si sono riqualificati. Poi ci sarà l'esposizione dei prodotti dell'apicoltura e poi ci sarà la sfilata che aprirà il palio e sarà una sfilata incentrata nel nostro periodo fine 1800, inizio 1900, con anche la partecipazione di una rappresentanza di divise dell'esercito italiano e austriaco di quegli anni, e poi il palio con i nostri giochi, il tiro alla fune, il tiro con la fionda, la treccia e il tessere che si rifanno al bacco da seta, e poi attorno al giro della Marchesa il traino del carro e la corsa con la bunea, che è un attrezzo agricolo dove mettevano la balle di paglia o i sacchi. Le squadre si stanno già allenando, sono ormai pronte e stanno facendo anche l'antidoping. Non è un antidoping, è una visita negli ultimi 5 giorni che è di tutto, dalle urine, cuore e quant'altro, l'elettrocardiogramma, per vedere se sono a posto. Se uno non è a posto e via. Finora non è venuto mai fuori l'antidoping, uno dopato. È venuto fuori invece che 3 persone le abbiamo dovute fermare perché uno aveva un'ischemia, non lo sapeva, al cuore, e 2 avevano problemi ai reni, per cui quindi fate anche un po' di prevenzione. Sì, abbiamo fermato degli atleti. L'anno scorso edizione un po' funestata dal maltempo, ma con 2000 persone che sono rimaste in piazza fino alla fine era 1700-1800. quindi quest'anno puntate a numeri ancora maggiori. Puntiamo a fare i numeri che ci sono di noi. Di solito quando arriva il traino del carro siamo sulle 3000, 2800, 3000 persone, insomma. Un coinvolgimento naturalmente di tutta la comunità, e questo anche è anche nelle azioni di solidarietà. E questo è anche un po' l'obiettivo, insomma. Sì, vogliamo solo questo noi, la gente che venga da fuori, però è giusto anche che, anzi, più gente da fuori viene meglio è. Abbiamo anche gente che viene fuori regione, da fuori provincia, ma prima di tutto la nostra comunità.